Il prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 settembre, si svolgerà una delle giornate nazionali dei castelli, promosse dall'Istituto Italiano dei Castelli, sezione del Veneto. Sarà anche una delle giornate europee del patrimonio 2022, promosse dal Consiglio d'Europa. In questo contesto si terranno visite guidate all'interno del Forte San Felice con il patrocinio del Comune di Chioggia in collaborazione con il Comitato Forte San Felice. La partenza per le visite sarà dalla batteria sottomarina nei pressi della Darsena Mosella. 4 turni sabato pomeriggio 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 2 turni la domenica mattina alle 10 e alle 11. La visita chiede un contributo di 3 euro per le spese organizzative. Allora, siamo alla CAM, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale.